Questo l'umore, e questo non me lo fa proprio cambiare questo umore. Per favore, ma scherzi con le teste? Da ovest a est, dalle Alpi all'Everest, Guagliù a calcio messo, Guanà, ritiro da chest. Battiti aperto, portati nel tuo nome, perché sai che io voglio da stazione, da un onzi, delle sti zone, c'è nel frigo 3 corni da colazione, usava tessero tutto il centro per casena, ma che era così, a domenica sera spera il camu, ne vengo stenti sto fotici, allora viene da noi, e stai a sentire, di vibrazione, chi da buone, c'è non la vedi capelli, alzati in mano e cadu, non si paga niente stiamo a posta, ma te ne primo tu cappuccio, buon charme, dalle usa lei solo i mesi da November Rain a Oktoberfest Gonna beer ed un PM the best We are the best Barretta a vest, campuchezza, tutto questo da vacanze in tagliezza, sulla spiaggia all'alba, sigaretta, aspettando la salsiccia che si riscalda, che caduta tenga e da campagna, a perché se ne dà tutti i pen, c'è la mano, io tutto bello, fino tu, e cammina a partita, e tu rap con un po' rap, facciamo c'è con la sua mattura da battiti a vest, e vita cussa, capo grosso, mu, scema che me, del russo. Buongiorno, 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 buon mercoledì 17 ottobre, buona giornata a tutti quanti voi barlettani e non, che amate sempre la nostra amata città di nome Barletta. E niente, io sono venuto apposta da questa bellissima piazza, la piazza Plebiscito, il Plebiscito, dove hanno già fatto una bella recinzione per il lavoro e stanno facendo questa, vedete, questa bellissima piazza. Speriamo che veramente la rimettano a nuovo, è una cosa bella, perché questa è una delle piazze più belle di Barletta, dove c'è un po' di verde, solo che è trascurata, e con un pizzico di inventiva del 2018. Come Fauci, mamma mia, questi sono pazzi, cioè ragazzi, voi siete dei pazzi veramente, c'è una macchina nera, ragazzi, la sera, veramente io a questo spero che non faccia danni alle persone, ma voi che si va a schiandere, vedi, è una cosa brutta a dirla, ma credetemi, è una persona indecente, non può vivere, ma non può vivere veramente, non può vivere, perché lo fa sempre. Io non mi permetterei mai di parlare così, credetemi, è come se sta in una pista a Monza, come si chiama quella là, perché io non mi intendo di Formula 1, cioè credetemi, è scandaloso come questo qua corre, mamma mia, io non mi intendo di Formula 1, i motori a me sinceramente siamo estranei, sono i motori, vedete questa, cioè, ma poi corre, madonna, c'è stai no, a scuola pallone ci sta Sanzai quando tira forte, quando eravamo bambini, e ci sta Sanzai. Ed qual è la città quella della Ferrari, che io ti ripeto non capisco, sono ignorante proprio sulla Formula 1. A Milanello, Milanello è lì, infatti, a parlare di sti cazzo. Comunque è uno che corre, che si sente un pilota di Formula 1, va bene? Diciamolo così si racchiude tutto. Ragazzi, oggi è anche un po' tardi per vari motivi, c'è un bellissimo sole, c'è un bellissimo sole anche oggi, stiamo avendo un bellissimo un ottobre, cioè siamo arrivati al 17, credetemi,
io non ricordo da anni un bellissimo ottobre come questo, veramente caldo, cioè la sera si può stare tranquillamente con un giubbettino piccolino, c'è uno sfoderato, per farvi capire, perché io certe volte non vi faccio capire, io specialmente la prima mattina non connetto proprio. Ieri c'è stato il grande Lino Banfi, ragazzi, una soddisfazione, mi sono tolto una soddisfazione, voi non ci credete la gioia che ho avuto quando l'ho visto, perché io l'ho visto 2 o 3 volte, ma non ho avuto mai questa occasione di tastarlo, perché ieri è come se eravamo amici, una persona veramente, è come quelle che mi piacciono a me, mi fanno morire quelle persone, umiltà 100, 1000, 1.000.000, umile, di una persona umilissima, veramente grande Lino, è il mio secondo papà artisticamente, dopo il grande Eraclio, artisticamente Lino Banfi per me è il mio nonno, il mio papà, una persona, Mado, che bella persona, che bella persona. Ragazzi, scusate se non vi saluto perché oggi veramente è tutto veloce, ho sbagliato, purtroppo ora abbiamo da fare tante cose la mattina, oltre a svegliarsi, fare il giusto alla mia mamma, dare le mie soddisfazioni alla mia mamma, e purtroppo a volte si fa un po' tardino, ma con il cuore e con amore si fa, perché la mamma è la mamma. Quando la cosa ci riflettono, allora a noi non potevo fare questo, ma stiamo scherzando, non esiste proprio. Ragazzi, io vi auguro un buon mercoledì, scusate, ripeto, se sono stato breve oggi, vi voglio bene, lo sapete, io vi voglio un sacco di bene, perché siamo una comitiva ormai siamo i soliti che ci sentiamo spesso, poi saranno gli altri, quelli che vengono, vedono e poi vanno via, poi ritornano, però io sono sempre contento. Da Barletta Vestra, delle Russe, che vi vuole un mondo di bene. Auguri a tutti chi festeggia qualsiasi ricorrenza, buona giornata a tutti. Barletta e Vestra. Ciao ragazzi, buona giornata.